pordenonese che è diventato il re del tartufo a Dubai. Spiegami questa cosa che... Il tartufo è una passione. Sono sempre stato amante del tartufo fin da piccolo, sapevo che caviale e tartufi era il cibo dei re, era il cibo per pochi, per il jet setter. Quando sono arrivato a New York e ho visto che lo usavano nei ristoranti, molto più che a Pordenone ce l'avevano, quando c'era stagione di tartufo, tutti volevano il tartufo, essendo un prodotto tipicamente italiano, mi sono accorto che la gente veramente piace, a New York piace come piace in Italia, però a New York avevano più accesso e la gente lo metteva dappertutto, sulla pizza, sulla pasta, non era tipico per qualche ricetta, i giapponesi lo mettevano sul sushi, gli indiani ti fanno diversi piatti, è un prodotto proprio che va un po' per tutti, di tasche alte, però è un prodotto che piace. Ma come sei arrivato tu? Io sono partito da Pordenone. Da Viale della Libertà, vicini di casa, abbiamo scoperto. Sì. A Pordenone, come sei arrivato a New York? Sì, io ho fatto l'elementare in via Fonda, ecco. Le medie a Torre. Ok. E mia mamma aveva un negozio di caccia e pesca lì via Libertà, proprio davanti all'ex polizia stradale, esatto. E niente, sono rimasto a Pordenone fino a 18 anni, 17 anni e mezzo sono andato volontario in marina, ho fatto 3 anni e mezzo, ho fatto Sardegna, ho fatto Napoli, ho fatto Taranto, ero imbarcato su dei cacciamine. Quando mi sono congedato nel 90, avevo messo via un po' di soldi e ho detto voglio andare a New York. Io da quando ho visto il film Wall Street, avevo il pallino, avevo il poster, New York, Manhattan, volevo capire come la gente viveva dentro, ho preso il biglietto, sono andato giù e niente, lì mi ha aperto un mondo diverso perché il modo di fare affari, il modo di fare le cose in America era totalmente diverso di quello che sapevo io a Pordenone. Ho cominciato a fare il cameriere dove si guadagna molto bene, $200-300 a shift, riuscivo a fare anche $2000 a settimana, lavorare 4 giorni la sera, con le mance. Perché la paga era solo $3 all'ora, ti parlo nel 92-93. Guadagnavi con le mance? Solo mance guadagnavi. Però andava benissimo, ho incominciato a portare tartufi per un ristoratore come regalo, poi mi ha chiesto portane ancora, portane ancora, ho cominciato ad andare su e giù, ho cominciato a fare gli amici con i tartufi e niente, era così gradito, facevo un buon profitto, chiamavo, vieni a fare il weekend a New York, te lo pago io e facevo venire sui miei amici e mi portavano sui tartufi dalla Croazia, dal Piemonte, dunque li trovavano. Al che dopo ho detto, se voglio farlo come business devo capire come funziona veramente, non posso fare un business basato su qualcosa che porti così di straforo. In valigia. Esatto, in valigia, così. L'ho fatto per capire se andava e sono andato a lavorare per una grande ditta, la più grande del mondo di tartufi, a New York. Non mi volevano prendere, ho detto guarda, mi dai un catalogo, quel che vendo mi dai il 10%. Mi ha detto di sì, perché non c'aveva ne paga niente, ho incominciato. Il primo anno ho fatto $18-20 mila, il secondo anno 60, il terzo anno 200. E quando cominci a fare $200-300 mila a 25 anni, allora ho aperto la mia ditta. Ho capito più o meno come funzionava l'import, l'export, il trading, i pagamenti, tutto, insomma, come fare fatture, come funzionavano le tasse, come funzionavano le cose lì a New York. E sei riuscito a crearti una tua rete in Italia? Sono riuscito a crearmi una rete in Italia, ho conosciuto vari produttori, come saltare il commerciante, poi più volumi cominci a fare, più devi andare da commercianti o esportatori. Allora ho cominciato con loro e niente, poi i prodotti conservati, l'olio, le creme, e ho cominciato così. A New York è andata molto bene, al che ho venduto la ditta, sono venuto a Dubai, dopo 18 anni a Manhattan, dove lì conosci un po' tutti i cuochi. E a Dubai, quando sono venuto qui, sembra il paese balocchi, come Las Vegas, le fontane, gli alberghi di lusso, molto safe. Nel frattempo mi è nata mia figlia, che adesso ha 10 anni. Tu sei qui con la famiglia? Sono qui con mia moglie e mia figlia. Mia figlia è nata a Milano, mia moglie è irlandese, è la mia seconda moglie. La prima ho imparato, la seconda si tiene, perché l'ho conosciuta a New York in un Irish pub. L'ho vista e sono andato a rompergli le scatole e alla fine... Da buon italiano. Sì. Avevo appena divorziato, quindi sono andato... Mi ha chiesto, ma sei libero? Come fai? Ma non sei sposato? No, ho appena divorziato, gli ho fatto vedere il divorzio ed è diventata mia moglie. Senti, ma quanto è importante costruire un certo tipo di rapporti nel tuo lavoro? Molto. La tua parola è, secondo me, è la cosa più importante. Quando dici qualcosa, se la fai o no, la reputazione è tutto quello che hai. Cioè, se uno è in business per tanto tempo, si sa se uno fa le cose giuste o no. Vale tanto. Infatti, riesco a avere
sempre più prodotti o gente che si propone, perché altra gente parla molto bene di me, se paghi il tempo, se sei insolvente o se tiri i bidoni, cioè questo c'è un po' dappertutto. Ma essere italiano in questo senso è un Io- aiuto o... Essere italiano secondo me aiuta perché fai le curve dove ci sono gli angoli, Ok. diciamo, riesci magari a aggiustare situazioni che non prendi mai no per no o sì per sì, quindi cerchi sempre di capire o se il cliente non voleva qualcosa o ti cambia idea, lo chiama perché? Ho ordinato 5 kg, adesso ne vuoi 2 o non lo vuoi più? Pensi sarà un altro, gli dà un prezzo. Poi magari invece sono situazioni che sono fuori a portata. Io c'è gente che magari mi chiede voglio 4-5 kg di tartufo, però un chilo me lo mandi a Macao, un chilo me lo mandi in Sardegna, un chilo me lo mandi a Monte Carlo perché non sappiamo dove andiamo questo weekend. E dici ma come? Cioè, no, certe volte smetti anche di cercare di capire certe situazioni. L'importante è trovare una soluzione. L'importante è di aggiustare, cioè, allora, certe volte un italiano riesce a fare passare qualcosa di tondo anche in un buco quadrato, riesci in qualche modo a aggiustarti e quello aiuta. Poi io qui a Dubai ho tanti italiani, tanti ristoranti italiani, ma saranno il 5% dei miei clienti. L'italiano medio non compra da me, un po' perché hanno questa mentalità, il tartufo, cioè se tu vuoi comprare il tartufo magari non vieni a Dubai a comprarlo, che lo paghi 2 o 3 volte quello che potresti comprarlo ad Alba. Però poi non è gente che mangia tartufo ogni weekend quando è in Italia, lo stesso, magari una volta sola. Chiaro, certo. E qua il fatto che il tartufo è afrodisiaco, è molto costoso, ha fatto molta curiosità. Il fatto di poterlo avere disponibile, che lo compri online, fai tartufomanddubai.com, boom, vuoi 200 grammi, te li porti in mezz'ora. Io ho imparato a usare la mentalità e lo speed americana qua, Ok. dove c'è il food service, vale tanto, però è mandato avanti da ditte grosse, molto molto grosse, quindi se tu chiedi 2 bottiglie di olio vuoi mangiare stasera, è molto difficile che riescano a farti la consegna stasera, a meno che non paghi un botto di soldi perché c'hai qualcuno dedicato. Io, avendo i migliori ristoranti italiani qua a Dubai e non, perché la maggior parte, dal Burj Al Arab agli alberghi, sono tutti i miei clienti, avendo quelli fissi che so che mi comprano sempre, riesco ad avere anche i migliori prodotti per il privato. Il privato potresti essere tu che vieni qua e vuoi farti 2 tagliolini O una serie di questi Hall of Fame che è Sì, la Hall of impressionante. Fame è cosa che sono molto fiero, perché quando viene qualcuno poi si vede, si trovano. Raccontaci qualcosa, visto che hai conosciuto tutti i più grandi chef del mondo e non solo chef, insomma. Chef Massimo Bottura, per esempio, io l'ho conosciuto ancora a New York quando aveva i capelli lunghi e andava in giro in moto e poi me lo sono ritrovato qua che ha aperto Torno Subito ed è uno che è proprio, è tutto così, è uno che stai fatica a starci dietro, un vulcano di idee e ci ho sempre avuto un buon rapporto con i cuochi, perché con gli chef grandi, piccoli, medi, perché io li tratto tutti uguali, perché alla fine un cuoco ti prende un prodotto e ci mette il dito e o è buono o non è buono. Non c'è mezze misure, più bravo lo chef è più facile. Prodotto italiano e mentalità americana sono stati Sì. vincenti in Sì, questo sì, senso. molto. Quindi in realtà tu adesso hai una linea completa di prodotti di nicchia, sì. italiani di altissimo livello. Sì, sì. E quello aiuta perché poi la gente incomincia a dire oh questo è buono, proviamo l'altro, proviamo il caviale. Io ho incominciato col caviale in America, vendevo quello iraniano e quello russo. La più grande ditta in Europa è la Calvisius, la ditta italiana, e nessuno lo sa. Il tartufo è una ditta che si chiama Urbani, la più grande al mondo. Loro sono stati i primi che sono riusciti a esportare il tartufo. Tocco italiano, Italtouch, Io tocco italiano, I touch you become Italian. Lo dico alle ragazze, lo dico ai miei clienti. Ma qualità Sempre, sì. imprescindibile sempre e insomma, e Mai, serietà. never compromise on quality. Non mi si compromette mai sulla qualità. Massimo Vidoni ha del tempo libero e nel tempo libero che cosa fa? Gioco a golf, ho una figlia di 11 anni, quindi vado in giro con lei, Ok. vado a portare a calcio, karate. Il mio tempo libero c'ho la maggior parte dei ristoranti che mi invitano a provare le loro pietanze. Ho tanti follower su internet che sono tutti foodies. Questo following, quando vai fanno un piatto diverso, fai le foto, le posti, vanno a cercare quel prodotto, è pazzesco, il potere dei social. Per me funziona benissimo perché io ho trovato che quando posto qualcosa così, cioè non c'è smelly vision, ma cioè, senti che roba, quando annusi una cosa così Mamma mia, e incredibile. la gente lo vede. Beh, già solo entrando qui si sente un profumo pazzesco. Sì, quindi già uno vede un prodotto del genere, non sa che il tartufo, magari c'è gente che viene dall'India, dalla Malesia, Nepal, che non ha mai visto. Io quando assumo la gente non ci crede che vendo qualcosa del genere a 10.000 euro al chilo. La cosa bella di Dubai è che ci sono quasi 210 nazioni che vivono qua. Mia figlia a scuola
sono in 16 in classe, sono 12 nazionalità diverse. Secondo me ti apre la mente moltissimo. L'hai già portata a Pordenone? Sì, molte volte. No, mia figlia parla, Madonna, fioi, dice queste cose qua che il mio papà gli insegna. Tuo papà è ancora lì? Sì, mio papà e mia mamma sono di Pordenone, vivono a Torre, vengono adesso a trovarmi a Natale, mi faccio venire su. Dai, Sì, wow. sì, sempre. Per fortuna stanno bene, infatti li saluto se li vedete. Senti, ma che cosa è successo a questo pordenonese, a questo truffleman pochi giorni fa ad Alba? Ah sì, sono stato fortunato, mi hanno fatto cavaliere del tartufo di Alba. Ti hanno insignito con tanto di mantello, abbiamo visto. Bellissimo. È stata una bella cerimonia, è stato 2 giorni. Sono stato a cercare tartufi, non abbiamo trovato perché niente. Senti, una bella soddisfazione comunque. No, quello è molto bello. La cosa bella è che trasmetti qualcosa. Io spero che mia figlia voglia fare le stesse cose. Per esempio, mia figlia, uno dei posti più belli del mondo è Barcis. Cioè io quando vengo giù con mia figlia, stiamo 2 o 3 giorni, andiamo a Barcis e se non sto lì proprio in albergo vado, prendo i miei 20 minuti, prendo la macchinetta, la porto là e là la pace. Mangiamo la polenta con i funghi, queste robe qua. Sai che quella che ti manca. È una cosa che vediamo che molti dei nostri corregionali che vivono all'estero da tanti anni... Tu dici, cavolo, puoi andare poi dove vuoi. torna, Cioè, sì. Mia figlia preferisce Barcis che le Maldive. È una roba pazzesca. Ecco, una cosa che ti manca poi dell'Italia, così sono magari le feste, le sagre, gli amici, i sapori, queste cose tipiche. Ma io mi sono accorto che io vengo con mia figlia e faccio di solito un paio di mesi, 40-60 giorni di sicuro, con i miei, no? Ho cominciato a portarla sempre di più a Pordenone perché una volta eravamo forse il Piancavallo, ho visto un maiale e mia figlia ha detto, ah guarda papà, un animale esotico, come non era un maiale? E quindi ho cominciato a dire no, devi cominciare a vedere un po' di più. E niente, no, lei bar posta, lo spritz, vede come fanno le cose, pizza al trancio, sta prendendo queste cose qui. Okay. Da pordenonese friulano che si è fatto, l'abbiamo capito, una bellissima carriera all'estero, Sì. Prima in America, adesso a Dubai, che cos'è che manca a noi in Friuli Venezia Giulia per far sì che anche il nostro business, anche la nostra economia, anche le aziende italiane che oggi magari non pensano a Dubai e a questa zona come luogo di esportazione? Sì. Guarda, io penso che come business e come mentalità di business non c'è niente che manca a uno di Pordenone. Cioè Pordenone non è nel Medioevo rispetto a qua che magari siamo nel futuro. È solo una barriera psicologica secondo me, perché io ho visto fiori di ditte friulane, di Pordenone, Vicenza, nord-est, ma può essere anche di Roma, che qua hanno avuto molto successo. Quello che vedo che magari non fanno, che magari fanno molto bene gli americani, cioè gli americani il console e l'ambasciatore sono salesman per le ditte grosse e quando vai a fare una fiera dove ci sono i cinesi o dove ci sono gli americani è tutta improntata per farti far successo. Qui ci sono, ma ci sono tante regioni, magari con più risorse, con più presenza, perché magari i pordenonesi sono molto meno nel mondo rispetto magari a Napoli, dove tutti ti parlano della mozzarella, delle cose, capito? Quindi l'imprenditore italiano di Pordenone sa che è di successo perché il prodotto è buono, certo, e il prodotto si vende. Poi se ti manca questa fetta di mercato è solo comunicazione. Adesso c'è il Saudi che è una grande cosa che sta accadendo e che monopolizzerà tutto il mercato degli UAE. Essendo qua sei uno sputo dai Saudi ed è molto facile entrare perché i Saudi vengono a fare shopping qua. Una cosa che dovrebbero imparare a vedere, se tu vai a vedere Dragomar per esempio, che è un mall cinese, che capisci cosa riescono a fare. Non dico bisogna fare un mall pordenonese, però provare il campanello finché qualcuno non ti apre la porta, perché se si apre una porta poi ti si apre un mondo. Avere in qualche modo un sistema Friuli Venezia Giulia che si sì, muove un qualcosa verso... per dire guarda io questo prodotto qua lo riesco a vendere in Oman, ma solo a sapere che tu riesci a fare arrivare la roba in Oman, anch'io vendo questi tartufi qua, domani se voglio arrivano in Oman. Quando metto su Instagram che lo chef mette oh Massimo e mi tagga, altri 20 chef dicono voglio anch'io, lui riesce a farmelo arrivare, mi chiama e salti tutti. Quando quello in Cairo poi mette ah Massimo mi ha mandato il caviale, Trafformai mi ha mandato i tartufi, io il Ritz-Carlton chiama, il Four Seasons chiama, quegli altri alberghi chiamano, perché cavolo, ce l'ha Carlino che c'ha il ristorante piccolino, lo voglio anch'io. È una cosa un po' a valanga, certe volte le cose vengono così,
Massimo Vidoni, mi viene da dire entusiasmo allo stato puro. No, quello cosa, non mancherà mai. Questa cosa mi piace un sacco, Massimo, grazie davvero. Super, infinite. grazie a te, e saluto tanto a tutti quanti a Pordenone, in Friuli. Certo. Sempre Grazie. il mio cuore. Grazie Massimo.